Noi siamo qui per l'Ateneo. L'Ateneo vive un momento non facilissimo, come forse sapete, come forse avete letto dai giornali. Quindi per prima cosa noi vogliamo avere vicino a noi i soci, ma non soltanto i soci. Noi vogliamo avere vicino a noi la città e in parte anche la regione. Forse è un po' presuntuoso, ma non a caso abbiamo scelto il giorno della salute, un giorno nel quale molti vengono anche da fuori Venezia, per fare conoscere un'istituzione che tra l'altro si chiama Veneto, l'Ateneo Veneto, spesso ce ne dimentichiamo. Viviamo un momento non facile, per cui ci rivolgiamo a voi, ma non piangendo e neanche con il cappello in mano. Non faremo la questua. Ogni tipo di contributo però sarà gradito in vari modi. Vi saranno date alla fine delle indicazioni su come poter fare una donazione in buona parte detraibile, ma vi comunico fin d'ora che il 3 dicembre ci sarà una cena in onore dell'Ateneo, una cena a pagamento, ma il prezzo non è particolarmente esoso, che organizzeremo all'hotel di Cassagredo, con la collaborazione dell'hotel di Cassagredo e soprattutto dell'Associazione Veneziana degli Albergatori. Ma non voglio far perdere tempo a questa giornata così ricca, voglio solo aggiungere una cosa. Noi speriamo in questa occasione di rilanciare una forma che è andata un po' sparendo negli ultimi anni, quella degli amici dell'Ateneo, cioè questa possibilità a metà strada tra il socio e il non socio, diventare amici e con una cifra modesta, che quindi può rivolgersi anche ad un pubblico di studenti, di giovani e di pensionati, avere persone vicine a noi che frequenteranno le nostre iniziative e che riceveranno tutte le nostre informazioni. Grazie, spero che gradiate questa giornata. Nell'organizzazione di queste giornate sono distinti, oltre il personale che ha lavorato moltissimo per questo, alcuni soci che coordineranno, alcuni soci consiglieri che coordineranno la giornata e saranno ferrei nel fare rispettare i tempi. La prima è Tiziana Agostini e poi Camillo Tonini e il terzo Michele Gottardi, che non vedo ancora, e Franco Ferrari, certamente. Benissimo, grazie a tutti, a te. Grazie Presidente e grazie a questo gentile pubblico. L'idea è presto detta: se l'Ateneo è la piazza di pubblica discussione della città, la vera agorà, allora vediamo se in questo momento di difficoltà anche i cittadini e coloro che amano la cultura, che amano Venezia, danno una mano all'Ateneo per continuare a vivere e a offrire cultura e proposte. Ricordo che tutti coloro che si esibiscono oggi, persone di prima grandezza a livello nazionale e internazionale, nel campo artistico e nel campo degli studi, lo fanno con un atto di generosità, perché se l'Ateneo è diventato la seconda istituzione per numero di eventi proposti alla città dopo l'Università di Venezia, è perché ci sono persone che credono nella cultura e che credono che l'Ateneo sia il luogo dove si fa cultura e si fa civis, comunità, come vuol dire. Io voglio solo rileggervi però questa iscrizione perché dà il senso della nostra istituzione. Allora, qui è datata 22 marzo 1925, il 22 marzo è la famosa giornata che richiama quella del 1848. Qui c'è scritto: l'Ateneo Veneto, nella lunga servitù, asilo di animi, baluardo di fede, suscitò da austeri studi ferme civili difese, non piegato sentì l'oltraggio dato col carcere ai suoi maggiori, Manning e Tomasello. Lieto vide il popolo levarsi libero per rinnovare col sacrificio dell'antico nome la gloria antica. Quindi non si tratta di sacrificarsi, ma sicuramente di rinnovare la gloria antica. Quindi tutti coloro che vogliono che la Venezia della cultura passi per l'Ateneo sono qui per dare una mano all'Ateneo, non tanto a chi pro tempore si trova a guidarlo. Ringrazio naturalmente il Presidente Zucconi. Lascio lo spazio al primo concerto del pomeriggio. Sono in due giovani musicisti, pianisti che stanno completando la loro formazione, Raimondo Mazzon prima e Giovanni Tonolo al pianoforte. Seguirà poi il recital di Ottavio Piccolo che ci ha già raggiunto e saluto. Buon pomeriggio, buona serata e buona salute a tutti.